AP Eco Services, la scelta di chi non vuol sbagliare. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva del tuo club scegli Hotel Residenziale Ulivi e Palme. La struttura offre 2 tipologie di camere, standard e superior, da 1 a 4 ospiti ciascuna, entrambe con trattamento bed and breakfast e, a richiesta, mezza pensione. Ideale per chi decide di trascorrere qualche giorno di vacanza nel capoluogo sardo in un ambiente sobrio, comodo e funzionale. Per i club sportivi, l'Hotel Ulivi e Palme offre un prezioso servizio transfer da e per la struttura sportiva, l'angolo cucina in camera, la piscina, un centro wellness, i campi da tennis esterni e una sala meeting utile per l'attesa di un briefing pre-gara. Hai una gara in calendario a Cagliari? Scegli Hotel Ulivi e Palme. Sul campo, in camera, a tavola, comunque vada, sarà vittoria. C'è la storica lotta per raggiungere i playoff di Serie A2, dall'altra la grande voglia di non retrocedere e provare a giocarsi le ultime chance per agguantare i play-out. Se aggiungiamo che si tratta di un derby, il quadro è uno solo: spettacolo ed emozioni forti. Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto, dove tra pochi istanti si giocherà il recupero della 17ª giornata del campionato di Serie A2 tra Città di Sesto e Leonardo Calciacinque. 2 squadre che hanno bisogno di fare punti, come detto, per provare a portare avanti le loro responsabilità nei loro campionati. Da una parte quindi c'è la Leonardo, dall'altra il Città di Sesto in casa ha bisogno di punti salvezza. E allora vediamo chi scenderà oggi in campo per il Città di Sesto: Corona, Asquer, Lamas, Azzeni, Casu, Cau, Renan, Azzeni, Bueno, Lintas, Zanata e Pire. Dall'altra parte la Leonardo potrà contare su Lecca, Boi, Tidu, Ezzi, Davison, Panucci, Deida, Acco, Pistis, Perdighe, Jota e De Murtas. I 2 allenatori da una parte, il duo Asquer Floris dall'altra, Toni Petruso. Manca pochissimo allora al start di questa importante gara che vedrà di fronte 2 squadre che hanno bisogno, come detto, di punti, con la Leonardo che si sta giocando una grande fetta di campionato perché la lotta è quella per i playoff. Dall'altra quindi invece il Città di Sesto deve raccogliere punti, ha bisogno di raccogliere i punti che gli possono permettere di provare a giocarsi la possibilità di entrare nei play-out. Un'impresa perché di fronte ci sono da recuperare dei punti con Mirafin, ma ci sono ancora tutte le opportunità. Allora, sono in campo le 2 squadre, sono già all'ingresso della partita i 2 arbitri di oggi: Simone Micciulla di Roma 2 e Vincenzo Sgueglia di Civitavecchia, al crono Giampaolo Ru di Oristano. E allora è tutto pronto, non manca solamente appunto il fischio degli arbitri per poter vedere poi quale sarà la partita di oggi. Le squadre sono ormai già pronte, si attende solo il fischio iniziale degli arbitri. Le 2 squadre sono già schierate in campo. E allora, eccolo qua, il primo possesso da parte di Città di Sesto. Renan, ancora il numero 10 con il possesso palla. Lo scambio con Casu, si liberano i 2, ancora la palla all'indietro per Renan. E allora Zanata, ancora Renan, il pallone è troppo lungo e quindi la possibilità per la Leonardo di riprendere il possesso, il suo primo possesso per la prima azione offensiva della partita oggi. 19-26, pochi secondi inizio della partita. Acco allarga dalla parte opposta, pallone ancora per Acco.
Lo scambio ancora per il numero 14 che fa girare il pallone. Panucci all'indietro ancora. La palla prova alta per Davison che non recupera il pallone. Allora prova a ripartire con Nicolas Lamas all'indietro. Renan prova il passaggio ancora lungo, il tiro che viene bloccato da Lecca. La prima opportunità dell'incontro per Città di Sesto. E allora riordina le idee la Leonardo. Possesso palla adesso dall'indietro per Cota. Lo scambio per lui, il tiro viene ribattuto. E allora si riparte. Con la Leonardo in possesso. Ancora Acco. Cota. Il pallone che viene scambiato dai due. Dà ancora all'indietro per Panucci. Fa girare il pallone ancora Acco. Si fa vedere in mezzo. Il pallone all'indietro per Cota che prova il suo tentativo di tiro. Niente da fare, allora prova a partire in contropiede Casu. Il pallone viene messo in mezzo. C'è l'intervento dell'arbitro per segnalare il pallone che era uscito. E quindi niente da fare, la prima azione offensiva di Casu con il pallone che viene rimesso in gioco da Lecca. Panucci allarga per Acco. Cota finta il tiro, rientra sul sinistro, lo fa partire. Troppo largo il tentativo del numero 23 della Leo. Proprio Cota nella partita di andata ha messo a segno una doppietta nel 7-3 della precedente partita. Allora adesso è Panucci che prova a sganciarsi, non trova il suggerimento in mezzo per l'ottima chiusura del numero 3 Nicolas Lamas. È riuscito a intercettare il pallone, a chiudere il tentativo di Panucci. Prova Cota dalla distanza, ci prova due volte, entrambe le sue occasioni sono state murate. Allora il pallone che viene riportato all'indietro da Panucci. Acco mette in mezzo per Panucci, scambiano ancora i due, la palla è alta per il tentativo di tiro di Davison, viene ribattuto e allora e ancora Cota, pallone in mezzo per Acco, prova dalla distanza ancora Cota il tiro alto sopra la traversa. C'era Zanatta, però Cota è già la terza volta che prova la conclusione dalla distanza. Tutte e tre le circostanze, il pallone è uscito alto sopra la traversa e allora prova l'altra azione offensiva Città di Sesto che fa girare il pallone. Qua il tentativo di alleggerimento in avanti, niente da fare per far partire la propria azione offensiva per la squadra di casa. E allora Acco ancora a provare a far ripartire i suoi. Cota scambia ancora con Panucci, sempre Acco attaccato da Casu, allora allarga per Cota, all'indietro prova a far girare il pallone. Panucci ha attaccato con il giro palla, ancora Panucci, prova Panucci il gioco di gambe, non si fa intimidire Lamas che adesso prova a far ripartire lui l'azione. Grande gioco di gambe per gli arbitri, è tutto regolare e allora la Leonardo riparte, ma è caparbia ancora
l'azione di Casu che riesce per un attimo a far tenere lontani. Allora Cota prova a liberare il destro, rientra sul sinistro, tiene lì il pallone attaccato da Cau. Qua il tocco sulla caviglia del numero 9 della città di Sesto è chiarissimo per gli arbitri, è fallo, il primo per la Leonardo, il primo della partita. Entra in campo anche Gaston Bueno, a vedere Renan, il pallone che gira, ancora Lamas, ancora Renan in possesso del pallone, allarga ancora per Lamas, si fa vedere l'ingresso in campo di Gaston Bueno che viene fermato, non riesce a tenere il pallone. Primi cambi anche dalla panchina della Leonardo, entra il numero 7 Lorenzo Ezzi e allora fa girare il pallone, ancora la Leonardo. Qua c'è una spinta di Gaston Bueno, per gli arbitri è irregolare il tocco del numero 14 di Sesto, c'è stata la spinta nei confronti di Panucci, si lamentano con gli arbitri. È entrato anche Tidu con il numero 6 per la Leonardo. Qua il fallo battuto adesso, eccolo il numero 6 Tidu, dà ancora all'indietro per Panucci, allarga per Acco, ancora Panucci, si fa vedere, attaccato da Cau e allora fa girare il pallone, ancora Acco, si sgancia proprio Tidu, arriva il pallone per Ezzi con il diagonale del numero 7 Ezzi che si perde largo, tentativo di mettere in mezzo il pallone e fallo laterale, tocca a Lamas batterlo. Renan, possesso del pallone per il numero 10, da all'indietro per Lamas, allarga, ritorna il pallone Gaston Bueno, non riesce il filtrante di Cau per Renan, allora fallo laterale che batterà proprio il numero 10 Renan Correa Suarez sul pallone. Gaston Bueno allarga per Cau, ancora lo scambio tra i due, Renan, ancora Cau, Renan, Lamas, va davanti Panucci, mette il pallone in mezzo per Cau, niente da fare, troppo lungo, riesce a controllare Lecca agevolmente. E allora si riparte con il pallone per Panucci, Perdighe, tratto anche il capitano della Leonardo, Tidu. Ottimo il tentativo di contrasto di Lamas che fa rimbalzare il pallone sul numero 6 della Leonardo e quindi resta in zona offensiva Sesto con Renan, lo mette dalla parte opposta per Lamas, il suo tiro di controbalzo, niente da fare, blocca senza problemi Lecca e fa ripartire Capitan Perdighe. Panucci, Tidu, si fa vedere Ezzi sulla destra, preferisce lo scambio sul perimetro e allora ancora il numero 11 Panucci a far girare il pallone, Tidu, lo scambio con Ezzi, pressione dalla linea di metà campo per Città di Sesto e allora la Leonardo è costretta a far girare il pallone all'indietro. Panucci prova a liberarsi ma è Lamas che gli porta via il pallone. Qua c'è il tocco fuori dalla porta dell'estremo difensore Lecca che prende anche il cartellino giallo. Primo ammonito della gara il numero 1 della Leonardo Lecca, è uscito dalla propria area di rigore per cercare di fermare l'azione offensiva di Lamas che era riuscito a portare via il pallone al difensore della Leonardo. Poteva essere un'ottima opportunità questa per il Città di Sesto. Renan, Lamas ha provato a dribblare il portiere, poi il tocco di mano
fuori area e quindi calcio di punizione dal limite dell'area molto defilato. Palla all'indietro per Asquer che fa partire il suo sinistro. Questa volta è poco preciso, però sempre importante il capitano allenatore della città di Sesto, Gigi Asquer, grande esperienza per lui sulle situazioni di questo tipo. Spesso trova la rete il numero 2 del città di Sesto, stavolta non è riuscito a inquadrare la porta e allora Leonardo che riparte con Perdighe, allarga qua il tentativo che non va a buon fine. Piezzi allora riparte città di Sesto, entra in campo anche Valentin Pire. Renan scambia con Bueno, eccolo Pire. Lamas ancora per Renan, viene fermato in un primo momento da Ezzi, poi recupera il pallone città di Sesto e allora Renan prova a mettere il pallone per Lamas ancora con il destro e c'è il gol del città di Sesto con Nicolas Lamas. Un'azione perfetta questa della squadra di casa con il pallone per il numero 3 con Nicolas Lamas che non ha lasciato scampo a Lecca, destro perfetto in diagonale. E allora quando siamo a 12:02 sul tabellone, quindi primo squillo da parte dei padroni di casa. Al 7° minuto ha trovato il gol importantissimo il città di Sesto per cercare di restare agganciato alla zona salvezza. Sono fondamentali i punti in ogni gara per la squadra di casa e allora ci prova già da oggi in questo derby infuocato contro una delle rivelazioni del campionato, la Leonardo, che recupera ora il pallone con Panucci, allarga per Tidu. Lo scarico per Ezzi, ancora Panucci, allarga per Tidu, chiede l'1-2, poi si ferma, ancora Tidu, mette il pallone in mezzo, recupera ancora Lamas, si ferma Pire con un gioco di gambe per allargare per Gaston Bueno, all'indietro il pallone per Renan, tutto regolare per gli arbitri, allora è ancora Lamas. La partita adesso è un po' spigolosa in questo frangente, va Lamas, viene fermato e allora prova il contropiede Tidu, fermati ancora una volta gli attacchi della Leonardo. Il pallone ancora per Renan, la gira per Pire. Renan, pallone sempre largo per Lamas, grande diagonale ancora del numero 3 città di Sesto. Al piede caldo nella partita di oggi Nicolas Lamas, che ha messo a segno la sua rete numero 11 in stagione. Lamas è diventato il capocannoniere della sua squadra, era a 10 reti anche Renan. E allora eccolo qua, Renan allarga per lo scambio, il pallone è ancora sui piedi del numero 10, grande azione, il tiro deviato dal portiere, è riuscito a deviare il pallone forse con il volto, ma era messo bene a chiudere la propria porta Lecca. Rientra in campo anche Acco, ma il pallone per Nicolas Lamas, la mette in mezzo, prova Pire a tenere il pallone in campo, lo fa carambolare sui piedi dell'avversario e quindi ancora un fallo laterale in zona offensiva, quasi vicini al calcio d'angolo.
pallone viene messo in mezzo, il tentativo di tiro da parte di Azzeni però respinto, ma il pallone ancora per il giocatore numero 6 Città di Sesto. Renan all'indietro per Zanatta, fa girare il pallone per Pire, la palla però viene recuperata, allora è Acco che prova a far partire il destro, il pallone non viene deviato e quindi sarà rimessa dal fondo per Fabrizio Zanatta, anche lui grande esperienza in porta, quest'anno una stagione un po' travagliata per il portiere. Adesso prova a partire in contropiede Leonardo e poi ancora fermato dal Città di Sesto che tiene lì il pallone sulla linea di metà campo. Ha provato il tentativo offensivo Cota, è rientrato in campo il numero 23 della Leonardo e allora gira il pallone con Panucci. Acco, ancora Cota, scambia con Acco, si allarga per Panucci, attaccato da Azzeni, allora all'indietro per Acco, per Cota ancora, eccolo Acco, allarga per Davison, rientrato anche lui di fronte a sé l'altro numero 10 Renan, allora prova Cota, fermato dall'ottimo intervento di Lamas e quindi deve ripartire Leo con Panucci, contrastato ma recupera il pallone, lo dà per Davison all'indietro, non è preciso il numero 10 della squadra ospite, allora il fallo laterale sui piedi di Valentin Pire, all'indietro per Renan, si allarga Zanatta, fa provare il destro, il sinistro dalla lunga distanza, respinto dal suo omologo portiere, poi qua c'è il fallo fischiato ad Azzeni per un fallo su Cota, il giovane numero 6 del Città di Sesto, fallo numero 2 anche per la squadra di casa. Allora riparte la Leonardo, Panucci prova in surplus, riesce a dare a Davison, provano lo scambio i due, il tiro viene intercettato ancora da Lorenzo Azzeni, per gli arbitri è rimessa dal fondo e allora occasione in zona d'attacco per il Città di Sesto. Qua il fallo viene fischiato per un fallo proprio del numero 6, ammonito anche lui, non ha lasciato battere il fallo laterale e allora ha ammonito anche Azzeni, come Davide Lecca. Un giallo per parte, questo ovviamente non è un fallo si viene segnalato adesso dagli arbitri, quindi fallo numero 3 per i padroni di casa, fallo che è costato il cartellino giallo a Lorenzo Azzeni. Allora andrà alla battuta Cota da dietro, Capitan Perdiche a fianco, più alti Acco e Davison, riparte Perdiche, allarga per il numero 14 che scarica in mezzo per Davison, si fa vedere Acco, lo trova con un tiro che va a segno, il gol di Acco per rimettere tutto in parità. Davison ha tenuto palla, con la coda dell'occhio ha visto la corrente Rodrigo Acco, che è riuscito in questa sua azione di contropiede. Allora la magia di tacco di Davison per Rodrigo Acco che rimette tutto in parità. 8:14 alla fine, tutto da rifare per il Città di Sesto. Un po' scoperta qua la difesa della squadra di casa. Davison ha controllato, poi con il tacco a servire la corrente Acco che in diagonale non ha lasciato scampo a Fabrizio Zanatta. E allora 1-1.
Ancora Accola, dà di nuovo a Davison, provano a scambiare i due, l'asse che ha portato al pareggio della Leonardo pochi istanti fa. Questa volta sono murati, allora Perdighe per Hota, attaccato da Casu, è rientrato anche il numero 8 della città di Sestu, va da solo Hota, prova il gioco di gambe, si ferma, dà in mezzo e c'è la rete di Hota. 1-2 micidiale della Leonardo con il tiro di Hota. Niente da fare per Zanatta, il pallone filtrante in mezzo. Zanatta non ha visto partire il pallone che si è infilato sotto il corpo del portiere del Città di Sestu. E allora per la Leonardo il gol del sorpasso e prova adesso Bueno a far ripartire i suoi. Renan per Cau, all'indietro a Casu, prova il tiro dalla lunga distanza. Niente da fare per il numero 8 e quindi se prima era tutto da rifare per Città di Sestu, adesso dovrà addirittura provare a trovare il pareggio. E allora ci prova con Casu, mette il pallone alto per Cau, ancora Casu all'indietro, si fa vedere Bueno, allarga per Renan, attaccato da Perdighe, doppio passo di Renan che però non riesce a tenere il pallone tra i piedi, qua sbaglia il numero 10 del Città di Sestu e quindi riparte la Leonardo con Hota, l'autore del gol del 2-1 di pochi istanti fa. E allora Perdighe, Acco, il pallone all'indietro, riesce Acco a mantenerlo in campo, scarica per Hota, lancio lunghissimo per provare un pallonetto. Zanatta non si fa sorprendere, il pallone comunque è alto sopra la traversa, rientra in campo Tidu per il numero 14 Acco per la Leonardo. 6:29 al termine della prima frazione di gioco, 2-1 Città di Leonardo. E allora scambio per Bueno, si fa vedere Renan, gli dà il pallone, Bueno non riesce a tenerlo in campo il numero 10, fallo laterale appena battuto. Hota, Panucci, Tidu, ancora Hota, c'è Cau vertice alto, Panucci ancora, scambia con Hota, si fa vedere Tidu, attaccato alto da Renan, parte allora Hota, torna indietro per Davison, pallone viene scaricato per Panucci, non lo tiene in campo sulla pressione di Angelo Casu che mette il pallone per far ripartire l'attacco con Lamas, prova Nicolas Lamas da lontano, alto sopra la traversa, con Lecca che si arrabbia con i suoi, ha lasciato tirare Lamas la difesa della Leonardo, è per questo che si è arrabbiato il portiere della Leonardo e adesso sbaglia ancora Hota, prova il tiro, Casu, grande risposta di Lecca, allora all'indietro resta in zona d'attacco per il Città di Sestu, occasione per Casu, dice di no Lecca con una deviazione, allora Cau, Renan controlla il pallone, si fa vedere largo, ancora Casu, preferisce dare il pallone dietro a Zanatta, Renan, Cau, lungo per Lamas, attaccato da Panucci, ancora Lamas in possesso di palla, si fa vedere Casu, il pallone è per lui, all'indietro, questa volta Lamas non riesce a mantenere il pallone e non lo tiene neanche in campo, controllo sbagliato da parte dell'autore del gol del Città di Sestu, regala un fallo laterale in zona d'attacco a Panucci, si fa vedere Hota a fianco a lui, il pallone viene messo in mezzo per Tidu, pallone messo male sulla linea e quindi per gli arbitri è cambio fallo con Renan che lascia la battuta.
Casu, Lamas, ancora per Casu, Lamas, si fa vedere Renan, lo scambio però è con Cau, ancora Renan, Lamas, attaccato da Panucci, rientra sul destro, tacco per il tentativo di tiro di Casu, respinto da Tidu in fallo laterale. Resta in pressione Città di Sestu alla ricerca del gol del pareggio, 4:36 alla fine della prima frazione di gioco. Renan dà il tiro ancora di Casu, respinto da Panucci. Allora Renan sul pallone, Lamas, Casu, ancora Renan, Cau, attaccato da Cota, scarico per Renan, si fa vedere Cau ma preferisce ancora largo a destra Casu, il pallone in mezzo per Lamas, il colpo di tacco viene deviato, allora prova dalla distanza ancora Casu, il pallone è respinto, fallo laterale, tiene alto Renan, il pallone ancora per Lamas in pressione offensiva, il pallone rimane tra le mani di Lecca e allora riparte a Leonardo con Ezzi fermato in fallo laterale per l'ultimo tocco del numero 7 della Leonardo e allora è Renan che dà a Cau, ancora Renan, Casu sulla destra, si fa vedere ancora Cau in mezzo, più indietro Lamas, il pallone per lui, finta per Renan, spinge Città di Sestu e allora è Renan, prova alto per Lamas, va lui da solo, il destro viene deviato in fallo laterale da Tidu e allora il pallone largo per Casu, anzi è Cau, dà a Casu il pallone che viene intercettato, allora riparte Panucci per Cota, ancora il tiro per Panucci, intercettato da Cau e poi Casu e allora Renan di nuovo. Pire entra in corsa, allora è Lamas che prova a mantenere il pallone fermato da Cota ma è caparbio Lamas a prendersi il pallone, l'ultimo tocco è di Cota e quindi il fallo laterale ancora in zona offensiva per Città di Sestu. Va Pire sul pallone all'indietro per Renan, largo per Cau, prova lo scambio, niente da fare, allora è Ezzi che parte da solo, contrastato da Cau, va da solo Ezzi, grande parata di Fabrizio Zanatta sul suo palo, insistita l'azione di Ezzi, buona la respinta sul suo palo da parte di Zanatta, ha resistito nella sua azione offensiva Ezzi, ha provato a fermarlo Andrea Cau, ma Ezzi è riuscito comunque a far partire il destro con Zanatta appostato sul suo palo a dire di no, a mettere in fallo laterale dove c'è Tidu, andrà a battere lui per questa azione offensiva della Leonardo che avrà ancora altre 2 partite per cercare, oltre a questa, di agganciare il sogno playoff. Le ultime 2 partite saranno contro Nord-Ovest e Lazio. E allora prova Cota dalla distanza, bravissimo Zanatta a respingere, lo tiene in campo Pire, poi tira lungo, fallo laterale, grande risposta di Fabrizio Zanatta, tiro non facile soprattutto perché improvviso, l'ha bloccata lì l'estremo difensore del Città di Sestu che adesso prova con Lamas con un pallonetto che viene respinto sul palo da Cota, grandissima occasione per Città di Sestu, sfortunato Nicolas Lamas, l'autore del gol, con un tocco sotto davvero delizioso a scavalcare Lecca in uscita, ha salvato tutto Cota in scivolata, ha fatto carambolare il pallone sul palo e questa è la più importante occasione per il pareggio da parte della squadra di casa, sfortunata
davvero sfortunata in questa circostanza. Allora si salva la Leonardo e salva ancora il punteggio 2-1 a 2:15 dalla fine della prima frazione di gioco. Papanucci allarga per Perdighe, si fa vedere Acco, sale la pressione del Città di Sesto con Lamas su Panucci, Pire su Perdighe, ancora Panucci, fa girare il pallone, cau alto, il pallone arriva su Perdighe, contrastato da Valentin Pire, i due combattono sul pallone e il capitano della Leonardo a metterlo fuori. Allora, altra occasione per provare a trovare la porta per Città di Sesto. Va Pire, allarga per Renan, Lamas costretto a tornare indietro, Renan attaccato da Ezzi, all'indietro per Lamas, lo scambio ancora con Renan, prova l'1-2, va da solo Lamas, ancora da solo, grande respinta da parte di Lecca, grande occasione ancora per Nicolas Lamas, davvero bravo il numero 3 a liberarsi con il tentativo che ha subito anche il fallo il numero 3. Gli arbitri vanno ad ammonire Capitan Perdighe. Gli arbitri hanno fischiato, vediamo dove posizioneranno il pallone. Partirà dal calcio d'angolo, quindi Perdighe ammonizione per un fallo precedente, fallo numero 4 per la Leonardo. Era tutto regolare su Renan, su Lamas, che ancora una volta pericolosissimo il numero 3, ed è Renan dal calcio d'angolo. Bueno prova ad andare da solo, non tiene il pallone, Perdighe in fallo laterale, batte lui, ma per gli arbitri è tempo di fischiare un time out, il primo per la Leonardo, mister Petruso, per parlarci su. 1:18 alla fine di questa prima frazione di gioco davvero combattuta, con il vantaggio da parte del Città di Sesto al 7° minuto con Nicolas Lamas davvero scatenato oggi, poi l'1-2 micidiale della Leonardo, prima con Acco e poi con Hota poco dopo, un minuto dopo. Niente da fare per Fabrizio Zanatta, che non ha potuto tenere il pallone che era sbucato in mezzo all'area di rigore sul tiro da fuori di Hota. Per lui gol numero 14 in campionato. Capocannoniere Leonardo sempre Fernando, ancora ai box, oggi in tribuna come le ultime partite per Fernando, capocannoniere della Leonardo, che qua perde il pallone, bravo Pire a prenderlo, prova ad allargare ancora per Bueno, va da solo il giocatore del Città di Sesto, niente da fare, Lecca blocca il pallone, fa ripartire Acco. Pallone lungo per Panucci, fermato da Pire, e allora riparte Lamas. Pire, ancora Lamas, si fa vedere Bueno, il pallone però va su Pire che viene fermato ancora da Acco, ma da terra caparbio a non farlo partire il numero 20, però Panucci va da solo in scivolata, prova dalla distanza Acco, pallone troppo alto, si perde sul fondo. Rimessa per Fabrizio Zanatta. Pire, Renan, ancora Pire, Lamas, attaccato Lamas, il pallone non passa, Panucci la mette in fallo laterale, allora il pallone per Bueno, va da solo, fermato da Perdighe, non se la sente di prenderla con le mani il portiere Leonardo, che riesce comunque a mantenere il possesso, fermato da Pire, allora Renan, Bueno,
Pallonetto per Renan, colpo di testa in calcio d'angolo del numero 14 Acco. Calcio d'angolo battuto adesso, il pallone viene messo in mezzo proprio quando finisce la prima frazione di gioco. Termina quindi 2-1 il primo tempo tra Città di Sestu e Leonardo. Ricordiamo i gol: Lamas per Sestu al 7° minuto, poi Acco prima e Jota poi a ribaltare l'incontro. Allora 2-1, noi ci fermiamo e ci ritroveremo qua subito dopo per il secondo tempo di Città di Sestu Leonardo. 3 decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua 4 ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica, dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è, in piena sicurezza, punto di riferimento nel settore, in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Una partita molto intensa nelle prime 20 minuti di gara, con le due squadre davvero con entrambe la necessità di fare punti. Tanti ne ha bisogno Città di Sestu, perché la corsa a salvezza è molto dura, ma dall'altra anche la Leonardo vuole provare a raggiungere il sogno playoff. E allora si riparte con Jota, con Davison, ancora Jota, Tidu. Jota prova il lancio lungo per Davison, pallone all'indietro per Panucci. Jota, ancora Davison, attaccato da Kawe, allora l'indietro per Jota, il pallone per Davison, controlla con l'esterno, dall'indietro per Panucci, il destro dalla distanza, allora Zanatta a respingere, allora Davison non riesce a metterla dentro e allora si salva Sestu, che riparte con Renan. Lo scambio, Casu, ancora Renan, Casu, si fa vedere largo Cau, è suo il controllo, però sbaglia e deve mettere in fallo di fondo. Riparte Lecca, Tidu, prima azione offensiva e primo pericolo poco fa per
Città di Sestu con la Leonardo vicina al terzo gol. Allora Davison prova a far partire il sinistro, Zanatta dice di no. Pallone lungo di Kau per Casu, il pallone è troppo alto, fallo laterale, Jota. Davison, scarico per Jota, Panucci, Jota, Tidu, ancora Jota, attaccato, pallone per Lecca, spara via per evitare pericoli, ma non ne approfitta Sesto, e allora Jota ancora a controllare, bravo Casu a portargli via il pallone, controlla però Panucci, l'uscita di Lecca che prende il pallone uscito fuori, allora Tidu a ripartire. Sempre il numero 6 in possesso palla, Davison, Jota, Panucci, Davison, Panucci scambiano, largo Tidu, ancora Panucci, ingabbiato dal pressing alto di Sestu che tiene giù la Leonardo. Qua è bravissimo Davison a scappare, ma si porta fuori il pallone. Pressione forte del Città di Sestu a provare a recuperare il gol di svantaggio. Renan, Casu, Lamas, ancora Renan, si mette in mezzo Casu, più largo Kau, all'indietro per Renan, sbaglia tutto Lamas e allora recupera lui, ma sbaglia di nuovo Renan, allora fallo laterale, però c'è il tocco da parte di un giocatore della Leonardo, per gli arbitri è fallo laterale. Sestu va sul pallone Kau, Casu prova il sinistro, ribattuto Kau all'indietro per Zanatta, sale il portiere del Sestu, fa partire il sinistro, questa volta troppo largo. Nel primo tempo proprio Zanatta aveva provato dalla distanza, in quella circostanza è stato Lecca a respingere. Zanatta, portiere che segna nella sua carriera tanti gol, quindi un pericolo in più per la Leonardo che gira il pallone con Jota, intercettato, qua recupera però Panucci il pallone, pressing su Lamas che glielo mette in fallo laterale, che andrà a battere Jota, il numero 23, oggi autore del gol del vantaggio, il suo numero 14 in stagione, vice capocannoniere il bomber Fernando della Leonardo è fuori per infortunio, ma non lo sta facendo rimpiangere Jota e come lui anche i suoi compagni. E allora Davison scambia con Jota, allarga per Tidu, Davison deviato in calcio d'angolo. Sul punto di battuta Tidu, si fa vedere Davison, il pallone per lui, mette in mezzo ma è Renan che può costruire l'azione offensiva, ma sbaglia il passaggio per Kau e allora recupera Davison, scambia con Jota, ancora Davison, di nuovo Jota, chiuso da Lamas, riesce però il passaggio, Panucci, Jota, attaccato da Lamas che lo ferma e batte il fallo laterale, va Kau con il controllo, fermato da Tidu in scivolata, qua si fa male il numero 6, problema muscolare probabilmente per Marco Tidu, e chiede agli avversari di mettere il pallone fuori, è costretto a uscire il numero 6, entra Acco, l'autore del gol del momentaneo pareggio per la Leonardo. Qua Davison restituirà il pallone, così è agli avversari che avevano messo il pallone fuori per permettere a Tidu di lasciare il campo infortunato.
Bueno dà per Lamas, fermato, e allora riparte Davison. Acco per Davison, scambiano ancora i due, si fa vedere Cota largo, il pallone per lui, sbaglia però sull'attacco di Azzeni che mantiene il pallone. Grande giocata del numero 6 Lorenzo Azzeni, fermato proprio all'ultimo quando si stava per involare verso la porta di Lecca. Resta però in attacco Sestu, Bueno, Lamas, ancora Bueno, Cau, pallone arriva a Lamas, Bueno, tacco per Cau, il pallone viene fermato da Acco in fallo laterale. Cau all'indietro per Lamas, Bueno, 1 contro 1 con Cota, sbaglia il controllo Bueno, però appoggia all'indietro a Zanata, lungo lancio per Azzeni, perfetto il controllo di petto, poi viene fermato ma è ancora Cau, respinto in fallo laterale, all'indietro per Bueno, prova anche lui, respinta anche la sua azione offensiva, ma resta Lamas in possesso palla, allarga per Cau, mette in mezzo per Azzeni e poi fermato tutto con Lecca che scarica per Acco. Cota prova a distendersi lui in avanti, supera Bueno, tiene il pallone, prova a metterlo in mezzo, viene fermato ma recupera ancora il pallone, scambio, Davison prova a metterla in mezzo con l'ottimo intervento di Cau. Per gli arbitri c'è stato anche un fallo, viene dato a Bueno, cumulativo, e anche cartellino giallo per Gaston Bueno. Bueno ammonito si aggiunge al suo compagno di squadra Azzeni. Dall'altra parte giallo anche per Lecca nel primo tempo, e Fabio Perdighe prova Acco dalla distanza, fermato da Azzeni in fallo laterale. Sempre Acco a battere il fallo laterale, dietro per Panucci. Acco, Panucci scambiano, Perdighe non controlla, Zanata recupera il pallone, lo dà a Lamas, scambio con Bueno, parte da solo con una finta Gaston Bueno, si ferma, scarica per Azzeni, pallone troppo largo, non può essere controllato dal numero 6 Lorenzo Azzeni. Allora pallone che esce largo, Panucci per Acco in piena area di rigore, costretto a sparare in fallo laterale. Rientra anche Valentin Pire in campo al posto di Cau, va sul punto di battuta Azzeni, all'indietro per Lamas, Bueno controlla il pallone con il corpo, si libera, prova il tiro, poi prova anche il tentativo di Azzeni sotto porta, alto da 2 passi, clamorosa occasione sciupata da Sestu. Prima il tiro di Lamas e poi a 2 passi non trova lo specchio della porta Azzeni per il possibile pareggio, e allora ci riprova Sestu con Bueno. Lamas, si fa vedere Pire, Lamas preferisce lo scarico a Bueno, Azzeni prova da solo, il pallone gli viene sporcato in fallo laterale. Resta alta Città di Sestu con Gaston Bueno sul punto di battuta, più indietro Azzeni, viene premiato dal passaggio, va Azzeni, la mette in mezzo, deviata da Perdighe, allora contropiede per Panucci, va da solo con Perdighe in mezzo all'area di rigore, controlla ma non può metterla in porta, sbaglia qua Azzeni l'azione offensiva, ma è caparbio Lamas, recupera il pallone, la mette in mezzo, prova lo scambio con Bueno, Lamas finisce a terra, protestano per un possibile fallo i giocatori di Sestu. Per gli arbitri è tutto regolare, allora Perdighe si accende la partita, controlla Zanata,
po' dolorante al braccio, tant'è che per il portiere numero 19 comunque resta in campo. E allora pallone per Lamas, fermato da Acco, resta lì il pallone, Perdiche non riesce a lanciarsi in contropiede. Ancora la protesta dei giocatori di Sestu, prima un pallone in mezzo, è finito a terra Lamas, per lui era fallo, invece secondo gli arbitri non c'era nulla. Da lì sono nate le proteste dalla panchina di casa per il tocco su Lamas. Per gli arbitri tutto regolare, quindi si riparte con Pire sul pallone. Renan, Lamas, Bueno. Si fa vedere Renan dalla parte opposta, Perdiche ci mette il piede, la devia in fallo laterale. Renan sul battuta, Lamas, Bueno. Ancora da solo Lamas, all'indietro per Pire, c'è un fallo su Bueno, o meglio un tocco su Bueno che cade a terra. Entra il medico per sincerarsi delle condizioni di Gaston Bueno. Per lui un tocco al fianco. Si rialza il numero 14. Solo un fallo fischiato in questo secondo tempo, fallo a carico di Sestu. 12:15 sul tabellone alla fine di questa partita, 2-1 ancora per la Leonardo. E allora prova Sestu, la sua ennesima azione offensiva. Renan per Pire, Cau è tornato in campo, allarga per Lama, si fa vedere in mezzo Pire, il pallone per lui, Lecca interviene. Gli arbitri fischiano il fallo sul portiere, anche il cartellino giallo per Pire. C'è stato il tocco di Pire, per gli arbitri era fallo, ma anche cartellino giallo, non si capisce se per le proteste di Pire o per il fallo che è stato fatto, tant'è terzo ammonito per Sestu. E Acco che la spara via, regalando il pallone ancora a Sestu con Renan. Lamas sbaglia il numero 3, è calato un po' in questa ripresa Nicolas Lamas, grande protagonista della prima frazione di gioco, con un gol e tante occasioni per lui. Non è riuscito a inquadrare la porta altre volte, ma in un paio di circostanze è stato davvero pericoloso il numero 3, che adesso si tiene il pallone, allarga per Pire, prova il gioco di gambe il numero 20, ancora Lamas, la tiene per Cau, scambia ancora Lamas, perde il possesso e allora è Acco che dà in contropiede Panucci, si prova ad allargare, dice di no Zanatta in uscita. Ancora Panucci all'indietro per Perdighe, si fa vedere Acco, pallone per lui, sporcato ma arriva comunque a Panucci che recupera il possesso, va Panucci da solo, prova a metterla in mezzo, deviato, contropiede Sestu, Renan, deviato il pallone anche sul suo tiro da Perdighe in fallo laterale. Fallo laterale che andrà a battere proprio Renan. Poco più indietro Lamas, in mezzo all'area Cau, chiuso da Panucci, barriera a 2, Ezzi Perdighe, palla per Lamas, controlla il pallone, poi sinistro alto, ci sta riprovando Nicolas Lamas. Perdighe non trova Ezzi
alto e allora Renan, Pire scambiano. Palla per Cau, perde il pallone, Perdighe prova a lanciarsi in contropiede, fermato dall'ottimo intervento di Pire in fallo laterale. Vacco sul punto di battuta. Numero 14 scarica ancora per il capitano Perdighe, ancora Acco. È rientrato Tidu, si recupera l'infortunio, allora Ezzi di tacco prova a sorprendere Zanatta, ma il pallone è largo. Renan, Pire chiede il pallone, Lamas lo ottiene, scambia con Cau e poi con Renan, sempre Lamas, Pire tiene il pallone, Cau prova ancora lo scambio con Lamas che lo tiene lì alto, fermato da Tidu, però ha evidenti problemi alla gamba, si sta riprovando il numero 6 della Leonardo. Va da solo Lamas, prova a mettere in mezzo, il pallone deviato da Tidu in calcio d'angolo, la tiene lì, gli arbitri fischiano mentre Cau stava provando il destro da fuori. Per gli arbitri il possesso palla deve andare alla difesa della Leonardo con Lecca. Lancia lungo Perezzi, la tiene alta, poi torna indietro per Tidu che aspetta che il pallone esca fuori per battere il fallo laterale. Acco, si fa vedere Ezzi, posizione di pivot, va da solo, poi viene fermato dall'ottimo intervento della difesa. Lamas allarga per Cau, destro deviato da Acco, pallone si stava dirigendo su Renan, Acco la mette in fallo laterale. Ancora Lamas, sale anche Zanatta, scambiano Cau e Lamas, palla a Pire, torna tra i pali Zanatta, allora Pire va da solo, il pallone viene respinto e poi Tidu prova un tiro in alleggerimento. Rientrano in campo Davison e Hota, anzi Hota non ancora, entra solo Davison. Zanatta, palla alta per Pire che viene fermato e messo a terra da Perdighe. Fallo fischiato al capitano della Leonardo che esce per far entrare di nuovo in campo Panucci, ma il calcio di punizione è tra i piedi di Nicolas Lamas. 9 minuti alla fine dell'incontro, sempre 2-1 Leonardo. Calcio di punizione per Città di Sestu. Lamas, lunghissima la rincorsa del numero 3, vediamo se proverà lui a tirare in porta. Così è, con il tocco in mezzo di Renan, fermato da Lecca che però sbaglia il rilancio. Lamas per Casu, ancora Lamas sotto le gambe di Acco, ma il pallone finisce in fallo laterale. Ritorna anche Hota, è lui che batterà la rimessa. Davison, Hota va da solo, si libera di Lamas. Per gli arbitri non c'è fallo, ma c'è simulazione di Hota. Gli arbitri con il cartellino in mano, pronti ad ammonire anche il numero 23 della Leonardo. Reo secondo i direttori di gara di essersi buttato e di aver simulato in questa circostanza. Terzo ammonito anche per la Leonardo.
dopo Lecca e Perdighe, anche Hota. Calcio di punizione nella propria metà campo per Casu, scambia con Renan, poi Pire, 1 contro 1, va da solo Pire, il pallone per Casu viene fermato da Panucci che capisce tutto, allora Hota perde lui il pallone, contrasto con Pire che mantiene il possesso del pallone, attaccato anche da Davison, si libera della palla Valentin Pire, era difficile tenerla in campo sulla grande pressione dell'attacco della Leonardo. Allora palla che verrà fissata in fallo laterale in zona offensiva per la Leonardo. Panucci, Acco, Hota, ancora Davison, attaccato da Renan, fallo laterale per la Leonardo ancora. Otto minuti di speranza ancora per il Città di Sesto per cercare di agguantare un pareggio, di fare punti fondamentali per cercare di restare aggrappati al treno salvezza. Al momento Città di Sesto è ultima in classifica con 5 punti. La corsa degli uomini di Asquer e Floris sono con Mirafin che li precede in classifica per cercare di raggiungere almeno il penultimo posto, che vorrebbe dire play out, e quindi cercare la salvezza per una squadra che quest'anno è stata anche sfortunata per tante circostanze, anche 5 punti di penalità che non hanno certo giovato alla corsa a salvezza del Città di Sesto, che comunque non vuole mollare, ci prova ancora con Renan. Bueno all'indietro per Lamas, Casu, ancora Bueno, attaccato da Davison, scarico per Casu, mette il pallone in mezzo per Lamas, fermato, riparte la Leonardo con Panucci, fermato anche lui da Casu, e allora contropiede per Renan. Va Bueno, prova con l'esterno Bueno, il pallone viene deviato in fallo laterale. Rientra in campo Cau, recupera lui il pallone, allarga per Lamas, in mezzo per Bueno, scarico per Casu, Cau largo, tacco ancora per Casu, prova a infilarsi Lamas, scusate, fermato, e allora va Cau da solo con il tiro bloccato e poi ci riprova, alto sopra la traversa. Hota prova a partire lui in contropiede, fermato dall'ottimo intervento di Casu che mette in fallo laterale. Davison prova il tiro deviato in calcio d'angolo da Cau. Il tentativo di Davison. Acqua all'indietro per Panucci, tiene il pallone, scarica dietro per Hota, attaccato da Lamas, all'indietro Panucci per Lecca, da lunga Acqua all'indietro per Davison, possesso palla per la Leonardo che adesso sbaglia, va da solo Lamas, supera Panucci e poi si becca il fallo proprio Lamas in contropiede. Calcio di punizione e ammonizione per Panucci. Ancora grande azione personale di Lamas che ha saltato Panucci, si stava lanciando verso la porta avversaria, fermato irregolarmente da Panucci. Calcio di punizione a un paio di metri dalla linea dell'area di rigore. Sul pallone va sempre lui, Nicolas Lamas. Piazza la barriera a 2 Lecca. Si
C'è parte la finta di Cau, prova Lamas! 2-2, grande gol di Nicolas Lamas. Aveva il piede caldo oggi il numero 3 di Sestu, si è visto nella prima frazione di gioco. E allora ancora lui, Nicolas Lamas, anche nella ripresa, questa volta su calcio da fermo. Si è aperta troppo la barriera messa da Lecca. Lamas ha trovato il varco giusto dove infilare il pallone e si riaccende la partita 2-2 quando mancano 6 minuti alla fine della partita. Ancora speranza per il Città di Sestu, che non vuole lasciare niente, vuole provare la sua cavalcata per la salvezza anche di fronte a una Leonardo che sta facendo un campionato spettacolare in questo girone di A2. Grande tiro di Davison, respinge Zanatta, Casu controlla, torna indietro Lamas, da per Cau, viene fermato in un primo momento da Panucci, poi lottano i due, interviene Lamas a mettere in fallo laterale, rientra Bueno sul terreno di gioco. 5:38 alla fine, 2-2, ha trovato il pari nella ripresa Nicolas Lamas su punizione. Acco, fallo laterale per Sestu con il tocco ultimo di Acco sulla respinta di Casu. Pallone alto per Lamas, va lui, gli porta via un uomo, Cau poi perde il pallone e allora Davison mette dalla parte opposta per Rota, grande respinta di Zanatta, ancora Rota dal limite, la mischia e poi Lamas a prendersi il fallo. Qua c'è calcio di punizione. Grande prodezza di Zanatta a dire di no al bolide di Cota dalla distanza. Che parata del portiere Sestu. Va Bueno, ancora indietro per Zanatta, si sgancia il portiere di Sestu, fa partire il suo sinistro con una deviazione. Calcio d'angolo Sestu, Renan sul punto di battuta dalla parte opposta per Bueno, la tiene lui, poi perde il possesso con Cota che ha recuperato il pallone. Bueno lo tocca e fallo secondo gli arbitri. E fischiano il fallo numero 3 anche per Sestu. Panucci per Perdighe, Cota gira lungo per Davison, chiuso dalla difesa Pires, spalla contro spalla, riesce a portarsi via il pallone. Bueno al mezzo, non trova la deviazione Cau. Pallone che esce, come esce Davison per lasciare spazio a Ezzi. Perdighe, va Panucci da solo, Cota. Pallone sparato fuori, lo tiene Bueno, lo dà a Cau e da solo Bueno mette il pallone fuori. Il numero 14, gioco di gambe, grande azione anche per lui, non inquadra la porta. Si salva la Leonardo in questo frangente. Cota sul punto di battuta dalla parte opposta per Perdighe, palla lunga, troppo esterno il passaggio per Ezzi, si perde in fallo laterale. Fischia il time out per Città di Sestu. Gli arbitri Simone Miciulla di Roma 2, l'altro arbitro è Vincenzo Sgueglia, al crono Giampaolo Rudi Oristano. Una partita molto calda, molto sentita,
perché per Sestu ci sono punti importanti. Dopo questa partita ce ne saranno ancora altri 2 contro Italpol e poi lo scoglio più ostico contro la capolista Olympus Roma, che non perde mai. All'ultima giornata lo scontro contro la capolista, che presumibilmente avrà già sistemato quasi tutto anche dopo le Final 8 di Coppa Italia. Per Sestu punti importanti sulla corsa contro Mirafin. Dall'altra parte la Leonardo non vuole perdere il treno playoff, sono concentrate almeno 4 squadre nella lotta ai playoff. Insieme alla Leonardo c'è anche il 360 Gigi Futsal, la squadra cagliaritana, che insegue a ruota con una partita in meno della Leonardo, che ha bisogno di punti, ma ce li ha bisogno anche il Città di Sestu con Cau vicino alla marcatura. Vaezi a controllare il pallone, male perché se lo porta fuori. Renan a far ripartire Pire, ancora Renan. Sempre Pire al largo per Casu, poi Cau, scambiano i 2. Pire, ancora Casu. Renan prova un colpo di tacco, fermato da Perdighe in fallo laterale. Pallone per Casu. Renan ha di fronte Perdighe, allarga per Cau, che non riesce in un primo controllo, poi lotta sul pallone, lo recupera, fa ripartire Pire. Lamas, lo scambio con Cau, sempre Lamas in possesso di palla. Largo per Cau, la mette in mezzo per Renan. Lamas, e Lamas che va a segno. 3-2, grande azione di contropiede. Cau offre l'assist a Lamas, che fa tripletta personale e fa 3-2 per il Città di Sestu. Gran partita di Nicolas Lamas, tripletta, 3-2 Sestu. Ma soprattutto grande azione della squadra di casa, con un 1-2 perfetto tra Cau e Lamas, che trova il gol fondamentale per questa corsa a salvezza per Città di Sestu. E dopo il 3-2 questa volta è Mister Petruso che vuole provare a ridisegnare gli schemi della sua squadra per provare a fare come nel primo tempo, dopo il vantaggio di Lamas nella prima frazione di gioco, l'1-2 di Acco e Jota che avevano ribaltato il match. E così vorrebbe provare a fare in questi ultimi 2 minuti e 45 di gioco la Leonardo, dopo la doppietta della ripresa di Lamas e il nuovo vantaggio del Città di Sestu, 3-2. Fondamentale per i padroni di casa. Anche la Leonardo ha bisogno di punti, dicevamo, di una squadra che ha bisogno di trovare i punti per i playoff. Davanti alla Leonardo in classifica ci sono Roma e Active Network, distanti 4 e 5 punti, anche se hanno una partita in più le due squadre che precedono una Leonardo, che quindi vuole provare a recuperare questa sfida e lo fa subito con il portiere di movimento e Davison, incaricato del ruolo da portiere di movimento. Jota
Eccolo Davison, allarga per Panucci, dalla parte opposta Perdighe controlla il pallone e allora contropiede per Lamas, qua non riesce l'azione offensiva del Città di Sesto e allora è Perdighe. Acco prova lui mettere in mezzo e poi Panucci fuori di poco. Zanatta non fa partire subito i suoi, dà tempo a Lecca di ritornare tra i pali, non vuole forzare le giocate Sestu. Prova adesso Cota a distendersi di nuovo, fermato da Renan in fallo laterale. Perdighe torna dentro Davison, si posiziona a largo sulla sinistra. Perdighe, Cota, si chiude fase difensiva Sestu. Acco sul pallone, Perdighe, sempre Cota, scambio tra i due per cercare il momento giusto per affondare. Cota prova dalla distanza, fermato, Davison lascia uscire il pallone, fallo laterale, Cota ancora, 1:18 al termine. Acco, Cota ancora dalla distanza, sempre murato e ancora fallo laterale in zona d'attacco Leonardo. Perdighe, Cota, Davison ancora dietro per Perdighe, Vacco, Panucci, Perdighe, Cota, prova ancora dalla distanza, murato ancora, sarà fallo laterale col pallone che è schizzato sul soffitto, allora resta lì in attacco da Leonardo. 1 minuto esatto alla fine. Perdighe prova Acco dalla distanza, ci prova anche Renan, il pallone è troppo largo, la porta della Leonardo è sguarnita per il tentativo col portiere di movimento. Acco allarga per Cota, prova dalla distanza Ota, respinge Zanatta. Perdighe, riparte la Leonardo, alto per Panucci, ancora Perdighe, sbaglia però lui il passaggio, il tiro di Lamas con il pallone che entra in rete e fa 4-2 Sestu. Inarrestabile Lamas oggi, poker suo e gol che vale il 4-2 per il Città di Sestu, con la Leonardo sbilanciata a cercare il gol del pari col portiere di movimento. Qua fatale l'errore di Perdighe in controllo, Lamas dalla distanza è riuscito a trovare la porta sguarnita e a fare 4-2, 30 secondi. Ora l'impresa è della Leonardo per cercare di recuperare questo match. Vediamo negli ultimi minuti, Cota da lontano, grande intervento di Zanatta, il pallonetto di Casu, sempre a cercare la porta avversaria sguarnita, ma il pallone esce. 18 al termine, manca davvero poco a questa importante partita del Città di Sestu. 15 secondi, resta in zona d'attacco e allora Epire che va da solo, porta sguarnita e la mette dentro Renan con il gol del 5-2, che vuol dire incontro per Città di Sestu. In contropiede Renan da solo. Ha fatto tutto lui, è riuscito a intercettare il pallone, dribbling e poi a porta sguarnita il gol del 5-2, 7 secondi, e quindi si può dire ormai grande vittoria della Città di Sestu in uno scontro davvero molto duro contro una Leonardo che ha fatto comunque un'ottima partita. Ora lasciano finire gli ultimi secondi con i giocatori che si complimentano in campo, grande sportività tra le due formazioni in campo per questa partita che si chiude con la vittoria importante del Città di Sestu per 5-2. Ricordiamo le reti: nel primo tempo Lamas al 7° minuto per l'1-0, poi la ribaltata alla Leonardo con Acco e Cota,
E poi nella ripresa 3 gol di Lamas per il 2-2, il 3-2, il 4-2 e in chiusura il sigillo di Renan a chiudere 5-2 questo incontro. Quindi dal Paladante è tutto per questa importante partita che va a Sestu. 5-2 contro la Leonardo. Da Matteo Piga e Enrico Costa è tutto. Grazie e ci vediamo dopo per le interviste.